Buonasera, bentrovati a TV7 Match, consueto appuntamento settimanale del gruppo TV7. Siamo a -9 praticamente, tra poco vedrete il titolo per le amministrative di Padova, per chi vincerà appunto, per chi diventerà il nuovo sindaco. Questa sera non ne abbiamo avuto nelle precedenti puntate tutti i candidati sindaci di Padova, questa sera abbiamo il loro vice per sentire com'è andata questa campagna, per sentire i programmi, i progetti, tante belle cose. Voi da casa come di consueto potete intervenire mandando messaggi oppure telefonando. Inizio a presentarli perché sono tanti, mi raccomando di essere brevi, cercherò di dare il tempo giusto a tutti, scusatemi se non rispetterò per secondi, ma faremo assieme alla regia il possibile per fare le cose correttamente. Inizio e saluto Fabrizio Boron della Lega Nord per Massimo Bitonci, buonasera. Buonasera a voi. Giuliano Pisani, Scelta Civica per Andrea Colasio. Buonasera. Saluto Jacopo Berti, Movimento 5 Stelle per Giuliano Altavilla. Buonasera. E saluto Fabio Salviato, Padova 2020 per Francesco Fiore. Buonasera. Saluto sulla mia sinistra Giancarlo Garna, Lista Civica Ambiente, Salute e Cultura per Daniela Ruffini. Buonasera. Buonasera a tutti. Poi Roberto Todesco di Padova Sociale per Bruno Cesaro. Buonasera. Buonasera. Saluto Stefano Ghinato di Idea Padova per Alberto Salmaso. Buonasera. E poi saluto, ne ho saltato Lionello Tognoli per Maurizio Saia, Rifare Padova. Buonasera a tutti. Buonasera. Saluto Eugenio Benettazzi, economista molto conosciuto a livello nazionale, grazie di essere con noi. Deve parlare di Padova questa sera, mi raccomando, dell'economia, se l'Europa ci dà i soldi, se arrivano qui a Padova, come arriveranno, come li spendono, come non li spendono, tante belle cose da parlare, perché Padova poi è una città importante. Saluto il nostro editore, professor Manocasi. Buonasera. Professor Manocasi, inizio a lei. Campagna elettorale importante a Padova, tanti candidati sindaci come non si ricorda, tutti hanno messo le massime energie per vincere, far vincere il proprio uomo. Come è andata secondo lei a 9 giorni? Ma io da battitore esterno mi congratulo con tutti, perché mi pare che questa campagna elettorale abbia una certa vivacità, ma soprattutto al di là di quelli che sono gli slogan sono usciti quelli che sono le problematiche che ogni città ha, e quindi anche Padova ha le sue, che sono la viabilità, la sicurezza eccetera, che poi non è che le altre ne abbiano di meno, però sono uscite e ognuno ha proposto con una certa vivacità le proprie soluzioni, perché poi ognuno ha una sua interpretazione di quello che è la sicurezza, di quello che è la viabilità, di quello che è la costruzione, per esempio, se costruire o sistemare l'ospedale, eccetera, eccetera. Tutte queste problematiche sono uscite non solo come tali, ma anche con le loro brave interpretazioni, che vuol dire che c'è vivacità di idee, c'è anche competenza, si vede, si rileva una certa competenza da parte, diciamo, di chi si propone come politico, veterato o inveterato che sia, e quindi direi che è una ottima campagna elettorale, molto vivace. In questa campagna naturalmente qualcuno si offende perché si sente attaccato, qualcuno invece, essendo libero da pregiudizi, è più, diciamo, aggressivo, ma questo fa parte dell'humus di qualsiasi campagna elettorale che si rispetti. Questa, diciamo, che nella storia di Padova, pur essendo, diciamo, ha due caratteristiche: una, che ci sono tante proposte di sindaci e sono vivaci queste proposte; la seconda invece che sono competenti quelli che stanno correndo, e quindi auguri e buon viaggio. Aspetti, vinca il migliore. Devo fare una domanda, professore, che mi incuriosisce. Nelle campagne elettorali di tutti questi signori, i loro candidati, tutti chi hanno battagliato per far vincere il proprio candidato, un domani che diventeranno sindaci o vincerà, qualcuno vincerà, manterrà le promesse che ha fatto in campagna elettorale? Il padre Dante dice che qui si parrà la tua nobilità, no? Cioè, a un certo punto hanno promesso, cercheranno di mantenere con i mezzi che hanno a disposizione, con le capacità che ciascuno ha, perché naturalmente uno degli aspetti della politica è che ha una certa percentuale artistica intesa di creatività. La politica non è un mero numero più o meno interpretabile. È la creatività, la capacità di capire che cos'è il sociale, che cos'è l'economia, che cos'è tutti questi grossi paroloni, ma poi questi grossi paroloni devono essere calati all'interno del contesto urbano di Padova e trasformarli in cose positive. Positive non tanto per aver fatto questa cosa,
ma per aver fatto questa cosa in funzione di chi e che vantaggio produrrà non solo economico ma anche sociale. Bene, ci raggiungerà anche, non l'ho detto, Umberto Zampieri del PD per Ivo Rossi ovviamente, così abbiamo tutta la panoramica completa, ci siete davvero tutti questi. Luciano Betazzo, comincio da lei invece questa sera io, perché amministrare una città è un problema mica indifferente, ci vogliono i soldi, dove dovrebbero arrivare questi soldi? C'è qualcuno di qui presente, della loro coalizione, chiamiamola così, che ha detto sarebbe bello fare una moneta diversa per Padova? Ecco, come si amministra, una domanda impegnativa, Padova economicamente, visto che lei è anche un economista? Non solo come si amministra Padova, ma come si amministrano tutte le grandi città e aree strategiche all'interno del territorio italiano. Adesso noi qui siamo ospiti, cioè io sono ospite della trasmissione che incentra le tematiche e gli argomenti della discussione, del dibattito sullo scenario che vivrà Padova. Fra 10 giorni sapremo chi avrà la leadership e guiderà quest'area all'interno del nord-est. Sappiamo anche che in parallelo avremo gli esiti di questa tanto famigerata rinnovo del Parlamento europeo, e questo penso che in termini di esito impatterà molto ma molto più pesantemente anche sulla stessa Padova a fronte del possibile esito che scaturirà. Le proiezioni sembrano impazzite in queste ultime 48 ore, io parlo delle proiezioni in termini di intenzione di voto, perché che non possiamo dirle, mi raccomando. Sì, ci mancherebbe. Io in questi ultimi 30 giorni ho seguito quello che accadeva in Italia dall'estero, per cui magari tante volte mi dimentico dei vincoli che ci sono della par condicio. Partiti che vengono dati con esito particolarmente rilevante, partiti che come sappiamo sono dichiaratamente contro l'Europa e contro la moneta unica. Tutto il mondo guarderà l'esito della tornata del 25 maggio, perché verrà messa in discussione l'integrità dell'Unione Europea, il futuro del cosiddetto Fiscal Compact, o se non altro quegli impegni di risanamento economico che si sono dati tutti i paesi dell'area euro, la moneta unica, e poi, per non finire, anche lo scenario Lei come politico vede italiano. la moneta unica? Tanti l'hanno contestata, tanti dicono non bisogna, non possiamo toglierci ormai da quella moneta. Lei come la vede, Benetazzo? Non c'è nessuno in Italia che può con ragionevole certezza dire è meglio tenere l'euro o è meglio uscire dall'euro. Cioè, per quale motivo? Perché non c'è un caso cosiddetto accademico, cioè non c'è stato nessun paese che prima di noi ha sperimentato questa strada, e quindi se non altro potremmo confrontare a consuntivo i risultati. Quindi oggi veramente si tratta di fare un salto nel buio. Io sono amministratore di capitali e gestore di patrimoni, quindi gestisco denaro soprattutto di conto terzi e faccio gli interessi loro. In questo momento qua chi ha denaro, cioè chi ha risorse finanziarie scaturite dal lavoro, dai risparmi, dall'eredità o da altre situazioni di contingenza, nella maniera più assoluta dovrebbe sperare che l'euro diventi una valuta volatile e si smaterializzi, perché andrebbe incontro a un bagno di sangue di cui si è menzionato in più di un'occasione, che può andare da un meno 20 a un meno 30%, questo solo non esclusivamente in termini di potere d'acquisto, ma anche poi proprio di controvalore nominale, facciale dei vari asset, delle varie proprietà detenute. Quindi è un rischio che adesso noi qui facciamo un focus su un territorio e quindi guardiamo con un microscopio qualche centinaio di chilometri quadrati, ma sappiamo che tra 10 giorni le conseguenze potrebbero essere molto più devastanti se l'esito che potrebbe... Mi può fare un paragone così di queste situazioni devastanti? Facciamo l'esempio, io sono spesso invitato anche da
dai grandi operatori istituzionali, quindi dalle banche, i fondi pensioni, quelli che amministrano il denaro nostro in varie modalità. E in questi ultimi 60 giorni hanno disegnato degli scenari, cioè delle possibili ipotesi di quello che può accadere. E quali sono queste ipotesi? La prima è che si va a votare nonostante tutto quello che abbiamo sentito, l'astio, l'odio, il disappunto, il disagio che hanno le persone, i contribuenti. Quando saranno in cabina elettorale manterranno una certa lucidità e confermeranno l'attuale status quo politico, e quindi tutto sommato, non solo per l'Italia, ma io parlo anche per gli altri paesi, e quindi tutto sommato primo scenario, viene riconfermato l'attuale outlook di governance politica in Unione Europea. La seconda, una fase ibrida promiscua, cioè in cui emergono delle forze che prima non pesavano e diminuiscono il consenso, soggetti che prima erano particolarmente pesanti come ruolo e consenso politico. Non possiamo fare i nomi di partiti, però avete immaginato. La terza, che è quella più nefasta, è che il cosiddetto blocco euroscettico, cioè quei schieramenti che sono ormai trasversali in tutta l'Unione Europea, dalla Finlandia alla Spagna, dall'Inghilterra alla Grecia, passando per l'Italia, esprimano un consenso determinante per una rivisitazione complessiva di quella che è oggi l'Unione Europea. Quindi tutte quelle diatribe se si verifica la terza, e dobbiamo poi ipotizzare i tassi di probabilità, no, perché la prima che probabilità, la seconda che probabilità, la terza. Ecco, la terza è quella che pesa maggiormente adesso. Cioè, ovviamente, ho visto che mentre stava spiegando questo panorama, i nostri ospiti erano davvero molto attenti su quello che stava dicendo, dunque sarà anche l'argomento iniziale. Professor Manocase, mi sembra complesso questo ragionamento, però anche molto chiaro di Benettazzo. Prospetta un'ipotesi che molti nella campagna elettorale stanno facendo: usciamo dall'euro. Poi è come quello che dice, è chiuso dentro una cassaforte e dice vorrei uscire. Intanto devi aprire la porta, poi uscirai casomai. Quindi io vorrei vedere qualcuno che oggi canta l'uscita dall'euro, quando gli dice adesso prova a uscire dall'euro, cosa farà? Perché bisogna farlo. E lui stesso avrà interesse a farlo bene, e siccome una soluzione immediata non c'è, si pensa invece a altre soluzioni che sono state adottate in tempi non sospetti e tuttora con la seconda moneta. La Cina viaggia con una doppia moneta perché ha una moneta interna che ha un'economia adeguata a quel tipo di moneta, ed è una moneta che continua a andare in default, ma non gliene frega niente perché continuano a stampare. E la seconda moneta è la moneta internazionale, loro appoggiano l'euro. Se l'euro oggi è forte è perché la Cina appoggia l'euro, non appoggia il dollaro. Esatto. E quindi questo è il problema. Se la Cina smettesse di appoggiare l'euro, noi saremmo felici, ma questo è un accordo che passa attraverso la Germania. La Germania in questo momento, siccome ha potere di acquisto, è quello che non abbiamo noi in questo momento, quindi conviene, se va a comprare con una moneta pesante, riesce a comprare meglio. Invece, se è una moneta debole, non riesce a comprare, non riesce a investire bene. Allora sta investendo in questo momento perché sa che il ciclo, come tutti i cicli economici, tenderà a scendere. Nel momento in cui scenderà si troverà un valore aggiunto in quello che ha acquistato. Sta investendo in Cina, sta facendo la città, la fabbrica più grande al mondo di automobili, ma non per l'Europa, perché la Cina sarà il paese che avrà più necessità di uso degli automobili. Questa è la strategia a livello mondiale. Noi contiamo poco perché vogliamo contare poco, perché non c'è coesione. Se avessimo la coesione, noi siamo uno dei paesi più industrializzati al mondo ancora adesso, nonostante l'esportazione continua di aziende dall'Italia. Ma smetteranno di esportarle fuori, perché adesso abbiamo un riflusso. Le aziende che sono state portate fuori e che sono andate in default perché avevano il grosso vantaggio di pagare meno gli operai, ma alla fine il prodotto era scadente e comunque non riuscivano ad avere un contesto giusto, se abbassassero un attimo le tasse in Italia, tutte tornerebbero, perché è il paese del Bengodi. Certo. Benettazzo, sentiamo a giro rapidamente perché inizio a sentire i nostri ospiti. Come si ripercuoterà quello che succederà in Europa
Parliamo per Padova, visto che siamo a Padova in questa sera, qui in questa trasmissione con tutti i candidati di Padova. Come si ripercuoterà? Più che per Padova potrei ipotizzare proprio l'Interland di Padova, quello che gravitano, ma non solo per Padova, anche per altre capoluoghi di provincia. È molto ipotizzabile a quel punto essere obbligati ad accettare quelle soluzioni di intervento che sono state strutturate 2 anni fa con il famoso Big Plan di Mario Draghi, che sono state definite le OMT, Outright Monetary Transaction, cioè sono degli interventi mirati, dedicati, che farà, se lo consentirà la governance politica del singolo paese, dei prestiti ponte di cortesia fatti al paese in questione, che magari subirà un altro attacco sul proprio governativo, cioè sul proprio titolo di Stato, o avrà difficoltà a reperire provvista finanziaria per le proprie esigenze, e dovrà accettare, a fronte di questo prestito a tassi di interesse particolarmente convenienti, delle operazioni di ristrutturazione forzata. Una di queste, state certi, è il famoso accorpamento amministrativo, cioè trasformare magari una provincia come Padova o Padova in una grande macro area in cui... Città metropolitana. Esatto, questo non solo per Padova, ma per tantissime altre aree, capoluoghi in che di provincia. tempi dovrà succedere questo perché funzionano bene le cose? Beh, tra 10 giorni sappiamo se questo tipo di scenario può essere imbarcato, oppure lo dobbiamo definitivamente tenere in cantina. Stand-by. Certo è che, se qualcuno si ricorda quando cadde, o da quello che abbiamo letto in questi giorni, si è spinto per far cadere il governo Berlusconi, la famosa lettera della BCE che arrivò nell'estate del 2011 con quei 39 punti menzionava proprio questo, cioè gli italiani devono accorpare gli enti che amministrano il territorio, a cominciare dai comuni. Questo significa per i contribuenti chiaramente una distensione, una diminuzione della pressione fiscale, però poi anche una diversa fruizione dei servizi che verranno erogati nel territorio, perché io spesso ho fatto esempi nella mia provincia di origine di come bacini di utenza di 15.000 abitanti sono suddivisi, frazionati in 5 comuni, quindi 5 consigli comunali, 5 forze di polizia e così via discorrendo. Certo. Quindi questo è molto probabile che si verificherà. Salviato, iniziamo da questo tipo di... Lei è anche Presidente della Banca Etica, giusto? E quindi può anche lei dare una spiegazione. Fino al 2010, fondatore. Esatto, in questo tipo di ragionamento voi domani dovrete essere gli amministratori di una città dove l'Europa incombe con mentalità moderne, diverse. Cosa farete, Salviato? Ma Padova, grande laboratorio. Io vorrei ricordare dal punto di vista economico 2 cose importanti. Siamo al 6º anno della crisi più grave dal dopoguerra mai conosciuta, e la crisi è cominciata proprio con le banche dal punto di vista finanziario. Non do solo un dato che non viene citato molto spesso, ma basta leggere solo 24 ore. Le prime 20 banche del mondo hanno nella loro pancia titoli, diciamo, cosiddetti tossici derivati, che hanno un valore considerato doppio rispetto al loro patrimonio, cioè tecnicamente sono fallite. Cioè il sistema finanziario è infartato, è un infarto, cioè le banche che dovrebbero raccogliere i soldi dalla BCE, la BCE ha dato 1.000 miliardi di euro e dovrebbero finanziare le famiglie e le imprese, non lo stanno facendo in questo momento, e quindi questo è un grosso problema. L'altro grosso problema è la crisi di carattere occupazionale. Mai come in questo momento dal dopoguerra noi ci troviamo con una classe di trentenni, che hanno un 40% di disoccupazione. Anche nella nostra regione stanno salendo i giovani disoccupati, e qui è una percentuale del 13% di disoccupazione. Cioè questo sistema economico è finito. Cioè, allora noi perché anche tra l'altro ci chiamiamo Padova 2020? Perché le buone pratiche che in Italia, in Europa, io vengo dalla Germania, dove ci dicono ma per noi una su tutte, le energie rinnovabili che ormai hanno fatto la loro storia,
è un affare, come non può esserlo per voi che avete 2/3 di solarizzazione rispetto a noi, ecco, e hanno creato 1 milione di posti di lavoro. Quindi ci sono i cosiddetti bacini occupazionali che la comunità europea, quindi ritorno alla comunità europea, ha già definito anche per l'Italia, ecco, che sono importanti e che dovremmo sviluppare. Noi l'anno scorso abbiamo rimborsato alla comunità europea 13 miliardi di euro non utilizzati. Quindi cosa potremmo fare per la città di Padova? La città di Padova l'anno scorso ha utilizzato 1.600.000 euro di fondi comunitari rispetto a una potenzialità di almeno una 1.600.000 euro un'azienda medio-piccola li utilizza. Quindi la possibilità di utilizzare bene intanto le risorse che sono a nostra disposizione e utilizzarlo per il bene della nostra città, quindi per la creazione intanto di nuova occupazione e occupazione nei settori innovativi, è uno dei punti importanti, diciamo, di tutti. che si propone Paolo Jacopo Valentini. Berti, il concetto abbiamo capito è amministrare, per amministrare ci vogliono i soldini o gli orini come li vuole chiamare, e abbiamo sentito bene tanto, insomma sta cambiando un po' il mondo, bisognerebbe avere la città metropolitana, però noi siamo Padova per il momento. E voi domani se vincete da dove inizierete? Anche perché poi si dice, anzi senza si dice, Padova è la città più cara d'Italia per tanti motivi che poi andremo anche a specificare. Cosa farete? Per prima cosa bisogna portare a livello quelli che sono i costi della città. Abbiamo parlato giustamente di denaro, tutti quelli che sono i costi che sono stessi dell'amministrazione e che ruotano attorno all'amministrazione di una città. Noi ci rendiamo conto che in questo momento ci sono dei grossissimi sprechi da parte dell'amministrazione comunale. Vediamo Casa Buona, che era questo progetto che noi abbiamo scoperchiato, 1.200.000 euro di buco creato dall'amministrazione di destra e dall'amministrazione di sinistra in egual modo, con appartamenti, 220 appartamenti a cui non vengono pagati gli affitti da 10 anni e in cui dentro ci sono perfino delinquenti. Allora questi sono i soldi che per primi dobbiamo andare a recuperare, non andare a aspettare l'Europa, fare sportelli, fare cose nel futuro. Come aspettare l'Europa? Sono soldi, attenzione, sono soldi nostri. Ce li abbiamo già i soldi, sono dentro, basta iniziare a far funzionare la macchina. Noi non abbiamo speso, no scusa un attimo, aspettare l'Europa. Il mio concetto. No, ma scusa un attimo. Lasciamo non si tratta di aspettare l'Europa, sono soldi nostri che dovevamo spendere. Non è aspettare l'Europa. Lasciamo parlare, poi facciamo fare il giro completo così. Siamo in tanti, poi obietterà, altrimenti se interveniamo così. No, obietterà, sono soldi nostri che dovevamo spendere. Tutta l'Europa li ha spesi bene, hanno creato posti di lavoro e quindi è giusto che li andiamo a spendere. Basta andare a recuperarli da quelle che sono le nostre potenzialità già esistenti. Allo stesso modo ci siamo resi conto come per la famosa fusione per incorporazione di Acegas APS in era. Dopo trattiamo, io ho fatto i quiz quasi. Però io lo so, però quando noi andiamo a parlare di soldi che mancano, in verità i soldi ci sono. Bisogna solamente andare a razionalizzare quelle che sono in questo momento entrate e uscite. Ci vogliono persone oneste. Non c'è bisogno di avere i più grandi geni del mondo ad amministrare la città. Basta avere persone oneste. Non lo dico io, lo dice Benedetto Croce. Certo. Giuliano Pisani per Andrea Colasio. Sempre un ragionamento. Io riprendo proprio lo spunto che mi è stato dato e fornito sia da Salvato sia da Berti, e devo dire, per quello che riguarda l'Europa, è stato proprio il settore cultura del comune che ha procurato quei 1.600, quel 1.600.000 euro di cui si parlava. Ci sono sprechi, certo che ci sono, io li ho denunciati più volte. E continuo anche a denunciare il fatto che, ad esempio, facciamo un esempio di uno spreco, perché la gente comune ne ha le tasche piene di una cattiva politica. Uno spreco è avere avuto in questi anni 12 assessori, un enorme spreco. Io sono anni che dico ne bastano 5. Una città come Friburgo, che è poco più grande di Padova, ha un sindaco e 4 assessori. Quindi non si capisce perché Padova deve avere un sindaco e 12 assessori. Adesso la legge ci porterà ad averne un massimo di 8. Io insisto, 5 bastano e avanzano. È stato assessore non l'ha detto, io non voglio farlo perché siamo in troppo. Io ho fatto l'assessore 15 anni fa, no? E ne sono uscito, e allora gli assessori in partenza erano 9, poi sono diventati 10, mi pare che non siano diventati più di 10. Ma
al di là di questo, non è un assessore che può determinare, è una visione politica, è una parte, una componente politica. Allora, gli sprechi ci sono, questo è fuori di qualunque possibile discussione e bisogna ovviamente agire con onestà, correttezza e bisogna soprattutto avere sensibilità verso un periodo storico difficile e bisogna capire che la politica deve aprire gli occhi. Siamo stati e siamo ancora su un lodo di un baratro. Adesso Padova è stata amministrata a livello economico bene oppure ha fatto molti sperperi, come diceva Berti, in questi anni? Io sono convinto che si potesse, e l'ho sostenuto più volte anche in Consiglio Comunale e anche in dichiarazioni pubbliche, sono convinto che si dovesse, non che si potesse, che si dovesse fare di più e meglio. Perché guardando i trasferimenti che sono stati effettivamente ridotti, ma con, vi ricordate la famosa IMU, eccetera, noi avevamo in bilancio addirittura nel 2013 più di quanto non avessimo nel 2012. Quindi non è vero che avessimo un bilancio falcidiato, è che dobbiamo decidere che ci sono situazioni di disagio della città che sono in ordine al lavoro che molti hanno perduto, situazioni drammatiche e non si può tenere in piedi un ambaradan con 12 assessori, ciascuno dei quali costa 50.000 euro più tutte le segreterie. Fabrizio Boron, per Massimo Bitonci, datemi una luce in fondo al tunnel, perché se parliamo così stasera usciamo che, non so io... la luce è non fare quello che abbiamo fatto. I telespettatori che ci stanno ascoltando di Padova diranno: porca miseria, non so fra poco, fra una settimana cosa succederà. Dategli una speranza costruttiva. Sì. Boron. Ma, penso che sia stato detto molto ampiamente quello che è questa città. È una città dove gli sprechi ce ne sono tantissimi e proprio la visione in fondo al tunnel è tagliare gli sprechi e abbassare le tasse alle persone, alle aziende, ai negozi. Io ho amministrato per 5 anni un quartiere di Padova e fa 31.000 abitanti. Un quartiere che aveva 80.000 euro anno di gestione finanziaria per le associazioni e sono riuscito a tagliarlo del 50% all'anno. Il comune di Padova ha speso in 5 anni 7 milioni di euro per concessioni di contributi a associazioni e cose. Mi vuol dire che il 10% o il 20% non si possa rivisitare. E parliamo di milioni di euro, ma quando poi c'è da accontentare tutto quello che è un mondo associativo che non fa nulla per il cittadino, ma è solo lì a prendere contributi, è difficile poterlo tagliare se non ne hai la convinzione. Un altro esempio, un esempio banalissimo. Qualche mese fa è stato svolto, no? Perché torniamo alla fusione Acegas-APS, del quale noi siamo stati contrarissimi perché è stata ceduta secondo noi un'azienda di grande valore a ovviamente un'azienda che abbiamo chiarissimo di quale area politica fa parte, fa parte di un'area politica ben preciso e poco dopo ne è diventato ministro il sindaco. Abbiamo un'azienda che ha fatto una gara d'appalto da 8 milioni di euro per il servizio di circa 25-30 mila abitanti e la gestione del porta a porta. Bene. La gara è stata vinta col 27% di ribasso a 6 milioni e mezzo. 1 milione e mezzo di risparmio. Pensa che abbiano abbassato la bolletta ai cittadini di quell'area dicendo abbiamo risparmiato 1 milione e mezzo? No, è 1 milione e mezzo di utile in più ad APS e Acegas. Allora, fino a quando purtroppo l'amministrazione viene gestita solo ideologicamente per la concessione e il favore di aree di interesse, non se ne viene fuori. C'è la necessità di amministrare una città con quasi 75-80 milioni di euro di spesa annuale di dipendenti, circa 1.800-1.900 dipendenti il comune di Padova. Sa qual è il problema? Non è il problema dei 1.800 e 1.900 dipendenti, gli 80. Il problema è che quasi tutti i servizi sono terzializzati, sono esternalizzati. Cioè io pago dipendenti per fare manutenzione, ma poi le manutenzioni le faccio in gara d'appalto a terzi. Allora o riduciamo i dipendenti, ma credo che comunque il comune se dà lavoro a delle persone sia anche giusto mantenerlo, ma allora a quel punto facciamo lavorare le persone dentro e magari facciamo qualche appalto di meno.
Ce n'è una miriade di queste situazioni, ecco, certo. e sono situazioni che, se rivisitate su un bilancio di centinaia e centinaia di milioni, che è il bilancio del Comune di Padova, credo che un'economia e un raziocinio di quello che sono le spese, non dico tantissimo, ma qualche milione di euro, se non qualche decina di milioni di euro, possa essere risparmiato. E aveva ragione il signor Pisani. Io ho votato il bilancio del Comune di Padova e ho vissuto questo. Il bilancio del 2013 vedeva un incremento delle entrate, ma è possibile che in un periodo di crisi economica le famiglie e le imprese tirano la cinghia e fanno sacrifici e un comune invece prevede di incassare più soldi? Da dov'è che li incassa questi soldi? Se le aziende non fanno utili, se le famiglie non guadagnano, li incassa aumentando le tasse a chi già le paga. Cioè noi abbiamo un comune che prevede, invece di fare, di dire mi stringo la cinghia, mi tiro un buco della cinghia e faccio anch'io risparmio, prevede di incassare milioni di euro in più su un anno di crisi come il 2013. Se noi partiamo solo, unicamente da questo concetto che il comune è al di fuori delle regole del mercato, delle regole della vita di tutti, ovvero che deve fare gli stessi sacrifici delle persone e sono un ente a parte che non ha nulla a che fare con la vita reale, a questo punto non servono i comuni, certo, le famiglie vivono lo stesso, i comuni servono se amministrano bene e fanno gli interessi dei cittadini, perché i veri padroni del comune sono i cittadini e non gli assessori e il sindaco. Giancarlo Garna per Daniele Ruffini. Sì, beh, gli spunti sono molti. Partirei con l'Europa, visto che è stato lanciato l'argomento. E visto che comunque in coalizione con la mia lista Ambiente, Salute e Cultura c'è Rifondazione, ma soprattutto per l'Europa siamo per un'altra Europa con Tsipras, cioè un'altra idea di Europa che non è uscire dall'euro, perché francamente il discorso di uscire dall'euro mi sembra proprio improbabile, e vi dico anche il perché per un esempio pratico del mio professione, tra poco. Vogliamo però un'Europa che sia più solidale, che sia più vicina ai cittadini, meno legata alla finanza, perché l'euro, come un'altra moneta, è uno strumento, è un mezzo, è l'uso che se ne fa, che poi può essere, a mio avviso, pericoloso. Faccio un esempio, e qui trovi poi che si chiama bomba sull'occupazione, quello che dovremmo essere anche a Padova e in Italia. Io lavoro da quasi 20 anni in Medio Oriente, per la mia professione, in vari paesi. Ho fatto Siria, Giordania, Libano, adesso sono in Iraq. L'Italia è vista come una superpotenza culturale ed economica culturale. Posso farvi vari esempi, da una ditta di Padova che sta facendo 7 dighe in Kurdistan, ci sono di esempi di questo tipo e si sta girando con l'euro, la moneta è relativa, siamo visti come superpotenza culturale ed economica culturale. Io credo che si dovrebbe investire di più in cultura in Italia per creare sia lavoro che innovazione tecnologica. Faccio un esempio, parliamo molto, sento parlare di lavoro, però insomma noi abbiamo una drammatica crisi occupazionale, abbiamo le persone che stanno perdendo il lavoro, stanno perdendo le case. Solo questa settimana ci sono stati 10 sfratti in questa città. Cioè ci sono dei problemi sociali reali a cui bisogna dare risposte. Noi per esempio crediamo che si debba rilanciare la ZIP, la zona industriale padovana, ma non come piattaforma logistica come sto sentendo dire, ma come luogo per riattrarre, attrarre, rilanciare le industrie manifatturiere, investendo sulla tecnologia. Questo paese e questa regione e questa città tutti hanno voltato le spalle in generale all'innovazione tecnologica, alla cultura, all'università, all'industria. Sembra che parlare di cultura in Italia sia una aberrazione, ma cultura è anche investire in tecnologia. Assolutamente. La Germania ci sta mangiando i piedi in testa, perché 10 anni fa hanno detto io non ridurrò mai l'investimento nella ricerca. Noi se parliamo di investire in ricerca sembra che parliamo, che so, cioè, io ho letto sul giornale alcuni anni fa, meglio investire nello stadio di Padova, francamente tra il calcio, la ricerca, la cultura, me ne vogliano gli ultra del Padova che domani manifesteranno, ma insomma non credo che ce ne sia molto da discutere. Quindi investire in lavoro, investire nella ZIP, riattrarre e reinvestire in tecnologia, e così manteniamo anche i giovani. Il problema poi di occupazionale non è solo dei giovani del 32%, solo in questa provincia, ma ci sono anche i 40enni, 50enni, spesso altamente qualificati, che sono stati espulsi dal processo lavorativo e non vengono più riassunti. Per non parlare poi degli sprechi, ci sono persone in questa città a cui sono state proposte con le cooperative sociali di lavorare a 2 euro lordi l'ora. Cioè, questo è umiliante e offensivo, perché vuol dire 197 euro al mese. Cioè, io lavoro e ma lo do amministrazione lo stesso. Queste sono cose aberranti, mi dispiace che non ci sia il rappresentante. E c'è un altro problema che si interagisce qui. Certo, ci sono molti sprechi, vanno razionalizzati, questo è senz'altro vero,
però anche su Fusione Ace-Gas, APS o sulla vendita Bus Italia. Qui si tratta della vendita dei beni comuni, della difesa dei beni comuni e collettivi, non di ragionamenti economici, dei beni di tutti, perché giustamente i cittadini siamo noi. Quindi sprechi, cominciamo a parlare invece solo dei politici. Io non sono un politico, sono un archeologo, quindi figuratevi, sono una di quelle figure. Però, sei candidato, sono candidato perché cerchiamo di cambiare le cose. I capi settori degli amministrativi dei comuni prendono più di 100.000 euro, noi parliamo tanto degli assessori, i capi settori. È possibile che un capo settore stia 30 anni all'abitabilità? Ogni 3 anni devono girare in diplomazia, l'ambasciatore ogni 3 anni gira, per evitare mafia e concussioni. È possibile che un sindaco, chiunque sia, non possa farlo? Queste cose vanno fatte, tanto per cominciare. E chiudo, bisogna reinvestire in lavoro. Il problema della ZIP è su quello su cui secondo me noi a Padova da cui dobbiamo ripartire. Dobbiamo ripartire sull'investimento nell'università, nella ricerca e nella cultura. E vogliamo creare lavoro, riqualifichiamo quello che c'è, perché il lavoro, faccio un esempio, chiudo, l'edilizia, e lancio un messaggio. L'edilizia non si rifà e non si ricostruisce con le grandi opere. Abbiamo 600 scuole in tutta l'Italia, abbiamo tutto un centro da riqualificare, delle periferie da ricongiungere al centro. Vogliamo vedere quanti edili lavorano? Tanto per fare un esempio. 600 scuole a Padova e provincia, non in tutta Italia. No, 600, sì, esatto, capito, possiamo migliaia. Insomma, voglio dire, lavoro positivo, qualificato ed ecosostenibile, ambientalmente sostenibile, ce ne può fare a gogo. Lionello Tonioli per Maurizio Saia. Sì, volevo riprendere il discorso che ha fatto prima, che l'Europea ha un focus piccolo su Padova. Ecco, non dimentichiamoci che noi eravamo il piccolo e bello, invidiato in tutto il mondo, d'accordo, servizi, terziario Padova, ma abbiamo vicino un tessuto industriale, mica da ridere, quindi secondo me sarà il voto più importante da livello nazionale, il voto del nord-est e dell'area Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, perché noi abbiamo esportato per anni, eravamo il fiore, ci hanno studiato gli economisti americani il piccolo e bello, quindi io ritengo che il voto alla fine non sia tanto diverso, attenzione, perché poi la gente tende un po' a mettere assieme, ed è qui che questa sera noi dobbiamo far capire, un conto è governare Padova e un conto è l'Europa. Padova è stata governata 10 anni di cui 2008-2014 una grande crisi. Prima del 2008 Internet non sfigurava la parola morti, suicidio per debiti, dal 2008 in poi. Un'amministrazione in tandem Zanonato-Rossi che ha raddoppiato l'addizionale IRPEF, un'amministrazione che si dichiara ecologica, che non è riuscita neanche a sfruttare 50 ettari di parco, nonostante nel 2010 l'amministrazione Zanonato-Rossi ha firmato il patto dei sindaci sui crediti volontari CO2, dove noi potevamo, erano poche migliaia di euro, benissimo, ma si potevano mantenere tutti i parchi di Padova con la compensazione dei crediti volontari con le aziende del territorio, cosa che stanno facendo in tutti i paesi, quindi amministrata male. Non si sono colte le opportunità, mi sfugge chi ha detto 20 milioni di euro, ne abbiamo presi solo 1,6 milioni di euro dalla Comunità Economica Europea. E quindi, esatto, perfetto. Quindi abbiamo perso opportunità sul territorio. Abbiamo aumentato l'imposizione fiscale, abbiamo portato l'addizionale, l'abbiamo raddoppiata, abbiamo valori che sono al di fuori. Sul sociale non abbiamo fatto assolutamente nulla. Per quanto riguarda il discorso di Casabuona, attenzione, Casabuona parte fine 2005 con amministrazione Destro, no, è stata progettata e poi messa in opera tra il 2004 e il 2005. Logicamente i 10 anni dell'amministrazione dove in questa città legalità zero, rispetto delle regole zero, delinquenza ai massimi livelli, è logico che Casamica ha portato quel buco che dicevi giustamente tu, in cui uno in questa città fa esattamente quello che vuole, a tutti i livelli. Ecco perché il problema non è che oggi il cavallo di battaglia, la bandiera di Saia, rifare Padova è il discorso sulla lotta alla criminalità perché proviene dall'area, no, perché è la base della legalità per poter ripartire con un rilancio economico della città. Perché in questa città aprire un negozio, un'attività è un rischio, uscire e andare a consumare un panino è un rischio, girare è un rischio, e quindi nel momento in cui, nonostante la crisi, io oggi come cittadino padovano vivo questo momento di grande difficoltà, è logico che l'economia non parte. Certo. Potremmo parlare che è mancato, io mi aspettavo, visto che Renzi ha fatto una cosa secondo me a Firenze bellissima, dico Renzi, io non ho niente a che fare con Renzi, però bisogna dire che quando uno lavora bene,
No, proprio niente a che fare con Renzi. Stai tranquillo, so già dove vuoi arrivare. No, perché tu hai fatto così. No, non ho detto niente, forse hai qualcosa. No, perché hai detto Renzi così. Firenze ha creato il brand per Firenze, Scusate, cioè il non merchandising, venderlo in tutto il mondo, e ha cercato di fare rete su quelle che sono la cultura, Certo. il fatto del commercio, e noi siamo ancora fermi su Padova, sulle terme che sono distanti da Padova e che viaggiano per conto loro, noi viaggiamo per conto nostro, abbiamo 5 milioni di pellegrini che entrano in questa città, che se spendessero 10 euro, se la matematica non è opinione, sono 50 milioni di euro che potrebbe introitare questa città all'anno, 5 milioni. Solo i pellegrini del Santo, poi il turismo congressuale, i dati Sono non ce molte li ho, cose a ragionamento. per cui- Roberto Todesco per il candidato Bruno Cesaro. Sì, mi riaggancio anch'io all'analisi fatta da Benetazzo relativamente all'Europa. Ho avuto, tra l'altro porto anche un'esperienza personale, ho avuto modo di visitare il Parlamento di Bruxelles e di partecipare anche a degli incontri tramite un'associazione in cui si è parlato anche di queste tematiche. E la cosa che mi ha sconvolto, parlando con i nostri rappresentanti in Parlamento europeo, è il fatto che hanno confermato anche loro che l'Italia non riesce a fare sistema in Europa, perciò al contrario degli altri paesi si portano le beghe di casa anche in Europa. Ci mandiamo i peggiori, esatto, ci mandiamo gli il scarti, fatto mentre gli altri mandano i migliori, noi ci il mandiamo i fatto anche peggiori. che in queste campagne elettorali praticamente non si parla di europei, si parla dei candidati, ma non si parla di programmi per l'Europa, al di là degli slogan no euro, sì euro, è emblematico del fatto che non si sa che progetto Italia portare in Europa. Questo si ripercuote anche indubbiamente a livello amministrativo, perché il fatto che dopo i comuni non riescano e le regioni non riescano a sfruttare i finanziamenti che la comunità europea mette a disposizione, perché è completamente scollegata il collegamento tra la politica amministrativa e la politica europea, perché purtroppo mandiamo delle persone che sono assolutamente, in molti casi, non voglio fare tutta l'erba faccia, inadeguate, non capiscono gli strumenti che hanno a disposizione, non partecipano, perché anche l'assenteismo di molti parlamentari europei italiani è eclatante, e queste si perdono delle opportunità enormi. Detto questo, si può collegare anche ad altri aspetti, come il fatto, vedete adesso è sotto gli occhi di tutti, che poi si ripercuotono anche nella nostra città, la mancanza di una regolazione anche dei flussi migratori, quello che vediamo tutti i giorni che sta avvenendo con gli sbarchi nel sud dell'Italia a Lampedusa, perché come Italia non riusciamo a farci valere in Europa, e l'Europa purtroppo, che è guidata da Germania e i paesi che i loro affari se li sanno fare molto bene, e la dimostrazione la vediamo tutti i giorni, non tutelano assolutamente il nostro sistema Italia. Perciò il voto per l'Europei sarebbe molto importante, ha delle ripercussioni enormi anche nell'amministrazione di una città. Purtroppo, e in questo devo fare la mia analisi, purtroppo non si vede la luce fuori dal tunnel, perché anche in queste elezioni europee si è persa una grandissima occasione di mandare i migliori a rappresentarci in Europa, e perciò non cambierà purtroppo a breve e a medio termine questa situazione. Cosa può fare però l'amministrazione comunale? Perché poi Padova Sociale è una lista civica che si propone, ovviamente a livello locale non siamo un partito nazionale e in Europa non abbiamo rappresentanti di questo tipo. Chiaramente che metteremo le nostre competenze e la nostra voglia di capire come funziona la macchina burocratica per cercare di portare a casa i soldi a livello europeo, di ottimizzare chiaramente gli sprechi che ci sono e sono stati eclatanti in questi anni. Ci ricordiamo anche gli investimenti Lehman Brothers, cioè queste non sono cose che spero che il cittadino non abbia dimenticato, dove sono finiti anche i soldi dei contribuenti padovani. E poi chiaramente collegandomi anche al fatto di parlavo delle europee, per esempio questo filo, perché non mettere delle persone, uno sportello con delle persone che studiano quello per capire anche come sfruttare questo tipo di finanziamento, ma persone, dei giovani, creiamo occupazione, competenza, e che abbiano la possibilità, perché per esempio il Parlamento europeo lo offre, ci sono degli stagisti che hanno la possibilità di andare là 3-6 mesi, capire la macchina organizzativa, riportare queste risorse a Padova per ottenere anche questo tipo di finanziamenti e dare anche lavoro a dei giovani. Ci sono gli strumenti, però bisogna cominciare a ragionare in un'ottica un po' più ampia, ci vuole però un ragionamento e una visione politica, non una visione tecnica, perché altro tema purtroppo eclatante è l'Italia, terzo governo che non viene votato. Per quanto Renzi sia un politico, però i tecnici abbiamo visto dove ci hanno portato, si pensava che fossero la soluzione di tutti i mali del nostro paese, abbiamo visto in che condizioni siamo arrivati. Abbiamo bisogno di una visione politica in cui la politica sa dare i tempi, le tematiche, le prospettive anche alle competenze dei tecnici, ma è la politica che deve tornare ad assumere un ruolo centrale. Stefano Ghinato per il candidato Alberto Salmaso. Sì, partiamo dall'Europa anche noi. Noi siamo una lista civica, quindi non abbiamo un riferimento europeo, mentre i miei colleghi qui questa sera hanno dei riferimenti di area quantomeno politica. E mi piacerebbe sapere
i parlamentari europei uscenti l'attività che hanno svolto non lo sa nessuno fa niente. Il problema è questo, e il problema nasce lì. Le analisi sono bellissime, questo è un periodo delle grandi analisi ma delle poche soluzioni dei problemi, e i partiti strutturati in questo periodo ci forniscono tutte queste grandi analisi ma nessuna soluzione. I politici che vanno in Europa li pensioniamo, insomma, hanno fatto 20 anni, hanno fatto 4, 5, 10 mandati, viva Dio, adesso cosa fanno? Tornano a lavorare? No, mandiamoli in Europa, che così abbiamo risolto un problema, un caso sociale, perché altrimenti sarebbero disoccupati eccellenti. Questo è il problema che abbiamo su Padova, per parlare di Padova, perché non c'è un riferimento, non c'è un collegamento, indipendentemente dall'area, non c'è un collegamento con un parlamentare che dovrebbe fare la propria funzione e quindi dare indicazioni, dare supporto per quello che è il territorio nazionale. 1.600.000, se non sbaglio ci sono 2 persone, c'è un ufficio in comune che è predisposto per i fondi. Se pensiamo a 763 milioni il bilancio, se non sbaglio, di Padova, 1.600.000 è ridicolo. Ma non è ridicolo per le 2 persone che stanno lavorando, lungi da me pensare a questo, è ridicolo perché non ci sono idee, non c'è prospettiva, non c'è visione. E qui quindi poi possiamo parlare tranquillamente di quello che è il bilancio di Padova e cosa fare, una delle città più care dal punto di vista della tassazione in Italia, una delle più care, ma che ha un ritorno in servizi mediocre, sotto aspettativa, implosivo, rivolto al centro, e la periferia abbandonata a se stessa, perché i servizi che sono esterni alla periferia non sono gli stessi servizi che ci sono all'interno. Quindi ci sono le sacche, se vogliamo parlare in modo serio, le sacche all'interno del bilancio per andare a trovare quattrini e investimenti. C'è bisogno però di una visione, c'è bisogno di capire cosa si vuol fare. Uso ovviamente Padova 2020, mi pare poco Padova 2020, bisognerebbe andare al 30-35, cioè allungare lo sguardo su Padova per poterla fare. I buchi ci sono, anche su Casa Buona, proprio perché non c'è controllo, non c'è visione, c'è molta demagogia su questo fronte. Mi permetto di dire un'altra cosa, sono l'ultimo, quindi stringo perché ne ho parlato tanto, vedo che mi fa cenno, ma su APS, Agegas APS. Io le faccio segno anch'io, scusa, lei a tutti. Sì. Quando dalla regia mi dicono siamo quasi alla pari. Arrivo. Quindi... solo questo passaggio, poi magari lo svisceriamo più tardi. Ma qui il problema sostanziale, il perché, il per come degli investimenti, dei finanziamenti, delle gare d'appalto, della riduzione, del non investimento sul territorio, di fogne a cielo aperto ancora sul territorio di Padova, che è una cosa inverosimile, insomma, pensare che a Padova ci sono ancora fogne a cielo aperto. È perché non c'è più quel presupposto fondamentale dell'affidamento diretto che è il controllo analogo. Abbiamo ceduto una società a qualcun altro, ma anche prima che arrivasse adesso no, abbiamo ceduto questo controllo a qualcun altro e noi non possiamo intervenire minimamente sull'operato di una società che dovrebbe essere il braccio armato per quanto riguarda il servizio idrico integrato e quant'altro sul territorio. Questi sono gli argomenti su cui si può trovare la verità e lo sviluppo per Padova di domani. Benetaccio, la pubblicità, però da questo primo giro che abbiamo fatto mi sorge una domanda spontanea, si dice così, ma in Europa noi sono davvero scarsi i nostri rappresentanti, parlo economicamente, o la Germania sono dei fenomeni mostruosi, dei geni, e noi mandiamo lì proprio i peggiori, come mi sembra di aver recepito da questo primo giro, oppure che proprio non abbiamo i soldi, siamo proprio i poveri dell'Europa, o tra i poveri? Osmoticamente quello che vediamo nel panorama politico nazionale viene poi riflesso e perpetrato anche in Europa, cioè io non ho mai visto... Ma secondo lei la persona giusta al posto giusto in Europa può farsi valere per l'Italia?
per l'Italia, sì, ma non solo per l'Italia in Europa, ma anche per l'Italia qui a casa nostra, ma difficilmente la macchina politica nel nostro paese funziona in modo tale da far emergere la persona più giusta per il posto più giusto. Cioè, è nella nostra genetica. Chi ormai pensa che questo tipo di cambiamento, mutamento si possa avverare è un illuso. Cioè, noi siamo italiani per questo motivo. Io le posso dire una cosa, esperienza personale, sono 8 anni che sono presidente della Federazione Europea delle Banche Etiche Alternative, ok? Quindi anche i tedeschi mi hanno votato all'unanimità, le banche etiche alternative tedesche, ok? Quando ci incontriamo a Bruxelles, ok? Loro hanno i migliori, cioè che siano di qualsiasi orientamento politico, ok? Cercano di fare di tutto per il bene comune, di portare a casa. I nostri non hanno questa capacità di fare squadra. Io ho una mia personale teoria, se mi posso, la condivido con voi, così mi date anche il vostro feedback. I paesi che vivono nel Mediterraneo sono divisi in due gruppi, i cosiddetti provenienza latina e i cosiddetti provenienza celtica. Allora, per i primi, quando si genera una diatriba, un problema, una soluzione da trovare, la risposta è la scelta tra è giusto o sbagliato, caso celtico. Cioè, se si verifica chi devo scegliere come sindaco di Düsseldorf, questa persona che mi viene adesso proposta è la persona migliore, cioè quella più giusta per le scelte che deve fare il paese? Sì, no. I latini, questo vale dagli spagnoli passando per l'Italia, tutta la vecchia Jugoslavia, Grecia, e poi non ne parliamo della parte nordafricana, non sono fatti per ragioni storiche, per la democrazia, cioè sono paesi che hanno bisogno di una governance quasi direi piramidale dall'alto, poche persone che decidono si fa così e basta, perché quando a loro viene posto il quesito, il problema, la soluzione, non si pongono come risposta è giusto o sbagliato, ma è conveniente questo o non è conveniente questa? E questo fa emergere le bag del quotidiano dal piccolo paese proiettate fino alla politica nazionale. Professor Bonacasa, questa situazione dell'Europa, perché mi sembra sia poi l'argomento, al di là di Paolo ovviamente, che quello che trattiamo sarà importantissimo, l'Europa li mandano apposta, scusi un attimo, li mandano apposta quelli meno capaci o è una strategia, non riesco a capire perché. Io ho visto che in Europa ci sono presentatori televisivi, cantanti, artisti, eccetera, per carità, poi ognuno sportivi, eccetera, cioè, che di gestione del territorio, di gestione dei problemi reali, forse non sono adatti, ma perché li hanno mandati? Perché sono, questo è un come tema si dice, delicato, quello dell'incompetència, no? Sì, o dell'autoreferenzialità che noi abbiamo rispetto al mondo internazionale, che forse è più efficace. Della capacità di fare marchette. La pensione, ultimi 5 anni di pensione. Ma siccome sono giovani fanciulle, evidentemente c'è un nesso spazio-temporale. Ma per esempio hanno chiesto all'Europa, dice, ma non ci sono fondi per fare l'idrovia? E gli ha risposto, ci sono, basta che li domandiate. E noi stiamo qui, abbiamo fatto 10 trasmissioni sull'idrovia, siamo a rischio inondazione, no? E nessuno si è pensato di dire, ma domandiamo all'Europa, che poi non sono soldi dell'Europa, sono soldi nostri. Allora il problema è questo, noi versiamo quanti miliardi all'Europa e che ce li trattiene una parte per la sua gestione e una parte ce li restituisce, basta che glielo domandiamo indietro sotto forma di progetti, ma non vengono chiesti. Questi soldi che rimangono in Europa vengono utilizzati per altri, cioè vengono utilizzati per la Spagna, la Francia, quelli più bravi che chiedono invece qualcosa di più e siccome rimane lì vengono ridistribuiti ad altri. Ma che senso ha?
Cioè Padova, allora non è che l'Europa ci dà i soldi. Un secondo. Vi faccio un breve esempio. Padova dà una quota. I tedeschi volevano investire loro nell'idrovia nostra. Sì, Negli anni 70. Vedi giù le società tedesche a investire nella nostra idrovia. Certo, perché hanno intelligenza. Professore, ma il sistema consociativo che governa il Veneto, l'idrovia fino a ieri non la voleva. Certo. Voleva che cosa? Un canale scolmatore con 2 grandi arterie stradali, perché dovevano andare a servire camionabili, camionabili, neanche stradali, sì, solo i camion potevano passare. Allora, quindi questo è il tema. Io volevo spiegare una cosa, che non è che l'Europa ci dà soldi a Padova. Padova dà i soldi all'Europa, cioè la sua quota parte di approvvigionamento europeo parte da Padova. Se Padova non lo chiede in quota parte indietro, si fa un danno, cioè mette dei soldi come mettere i soldi in banca e li perde. È la stessa cosa, professore, per l'Expo di Milano. Io ricordo 10 anni fa abbiamo scritto all'allora presidente della regione Lombardia dando la disponibilità di Padova come un punto di riferimento nell'Expo allargato. Cosa è successo? Nulla, nel senso che Padova è stata saltata. Adesso leggo nel programma di un candidato sindaco che dobbiamo creare lo sportello per l'Expo. Adesso, ma non abbiamo col seno di poi però se spostiamo conclude il professore. Ma dicevo, completavo il discorso, se spostiamo il Veneto in Calabria avremo chance per entrare nell'Expo. Fermi, allora noi andiamo in pubblicità, poi al ritorno dalla pubblicità parleremo ovviamente di tutte le problematiche della città di Padova, andando a parlare dell'ospedale, del tram, della fusione, di tante belle cose che i prossimi amministratori di Padova dovranno sistemare. Voi rimanete assolutamente con noi, a tra poco.